Allora, eccoci tornati in studio, seconda parte della nostra trasmissione che, come dicevo prima della pubblicità, dedichiamo nuovamente alla figura della donna, Armando. Io ho posto un punto interrogativo, no? C'è una condizione che è ancora attuale. Allora, è urgente parlare della donna, dello stato in cui si trova, che è stato, perché poi la nostra storia è una consecuzione, quindi non è che improvvisamente nascono le cose. Ci sono delle radici profonde che poi ci portano a un certo livello e quindi quello che è importante è capire effettivamente che funzione può avere la donna in questo contesto, ma anche per cambiare questo contesto. La donna ancora oggi è adattata in un ambiente prettamente maschile e quindi è un competitor del maschio, invece non deve essere così. Non deve essere un competitor, anche lei, possiamo dare degli spazi anche alle donne, no? Deve essere la struttura sociale che esiste, che contempli necessariamente la donna, ma non la donna a livello di maschio, perché oggi la donna viene trattata come un maschio e lei si tratta come un maschio. La donna ha una funzione fondamentale, di mettere a mondo i figli, ma di restare collegata con la società. Mentre una voglia avere i figli vuol dire essere escluso dalla società e quindi è una fattrice, una riproduttrice, no. Oggi la società non deve solo accettare, ma deve organizzarsi in maniera tale che la dignità della donna sia tale da poter poi inserirsi anche nel mondo lavorativo con le sue necessità di essere anche madre. Certo, presentiamo gli ospiti. Presentiamo gli ospiti. Buonasera, al professor Vincenzo Pace. Sì, buonasera professore, grazie di essere qua. Per i telespettatori, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova, grazie di essere qua con noi. Buonasera al dottor Oscar Miotti. Buonasera Miotti, sessuologo, Ordine degli Psicologi del Veneto. Grazie anche a lei per essere qua e buonasera a Elisa Corteggiani. Buonasera, è una biologa molecolare ed è il responsabile scientifico dell'UAR, l'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti. Grazie anche a lei di essere qua con noi. Allora, noi abbiamo posto alcuni quesiti così già in apertura. Io darei la parola al professor Pace per affrontare un po' quella che è la figura della donna consolidata, che forse diciamo così, quindi di donna fattrice che deve riprodurre la specie, ma che fatica a trovare spazio nella società. E in questo sicuramente, forse ce lo spiegherà meglio lei, le religioni hanno avuto una responsabilità. Le religioni parlano del cielo ma sono nate in terra e nascendo quindi nelle società hanno spesso legittimato, anche se in qualche caso addomesticato, le regole di discriminazione molto ferree che nelle società in cui queste religioni sono nate avevano. Tutte e tre le religioni del cosiddetto ceppo semitico, ebraismo, cristianesimo e islam, nascono dentro società patriarcali con una struttura tribale in cui la donna in qualche modo ha una funzione puramente di fare la sposa o le spose o essere una componente della famiglia allargata e di fare figli. Dico, qualche volta le religioni hanno addomesticato un po' l'asprezza di queste norme dure, ma spesso non ci sono riuscite. Faccio un esempio molto più lontano magari dalle tre religioni cosiddette monoteiste. Se noi andiamo in India, nel sistema delle caste, noi non troviamo nel sistema delle caste nessuna figura femminile legittimata a delle funzioni anche di tipo religioso, perché è considerata non solo funzionalmente devota al marito e destinata a far figli per il marito, ma è considerata impura.
È una condizione che ancora oggi in India è diffusa, no? Se non sbaglio. Quindi in qualche modo le società poi si sono modernizzate, hanno cambiato, si sono democratizzate. Oggi anche in India ci sono degli scontri molto forti perché il sistema delle caste, che è stato abolito dalla Costituzione indiana nel 1947, continua in qualche modo però a esistere e a discriminare la componente femminile. Ci sono forti resistenze ormai, movimenti di donne che si ribellano, soprattutto delle cosiddette caste fuori dalla casta, cioè gli intoccabili e così via. Quindi il punto fondamentale qual è? Che sì, le religioni possono avere avuto delle grandi responsabilità nel legittimare una diversa posizione nella società della donna, legittimandola appunto il fatto che essa non potesse aspirare a svolgere funzioni religiose. Solo in epoca moderna abbiamo avuto un movimento di donne che hanno chiesto di diventare rabbine. Solo oggi facciamo all'Università di Padova dei corsi per preparare non solo imam, ma anche guide spirituali femminili nell'Islam. La Chiesa Cattolica è ancora lì che discute. Anche nel mondo cristiano, mi pare. La Chiesa Anglicana l'anno scorso ha ordinato più donne sacerdoti di uomini. Perché? Perché ormai il mondo protestante ha questa idea che bisognasse in qualche modo fare i conti con un passato misogeno, è stato un po' fatto. Nella Chiesa Cattolica si fa molta fatica perché si è, come nella Chiesa Ortodossa, si è dell'idea che la successione cosiddetta apostolica, no? Da Gesù ai vari vicari di Gesù è tutta per linea maschile, dimenticando che la prima apostola è stata Maria Maddalena. Sì, esatto, Maria di Magdala. Ma non è per caso che si fa di necessità virtù, ovvero che in carenza di uomini che fanno i sacerdoti, alla fine si ripiega sulla funzione femminile del sacerdozio? Ma io penso di no. E non appartiene a una tradizione, ma è una tradizione di necessità. Le necessità può essere, sa, come potrebbe essere appunto una compensazione del calo delle ordinazioni maschili, allora, ma qui c'è, quando parliamo di queste religioni che hanno un certo spessore teologico alle spalle, cioè che hanno un pensiero che riflette sui testi sacri, e ci si rende conto che questi testi sacri non hanno mai in qualche modo definitivamente chiuso il discorso che la successione del sacerdozio fosse solo maschile. Ma c'è anche un revisionismo biblico. Sì. La funzione di Eva nei confronti di Adamo. Esatto. Quindi esatto. non è esatto. lei la peccatrice che tenta Adamo, ma viceversa è colei che gli dà la possibilità di crescere e di scegliere. Sì. Perché quell'albero, che dice la Bibbia nel Pentateuco, era l'albero della consapevolezza del bene e del male. Sì. Quindi Adamo ed Eva non avevano consapevolezza degli opposti, del bene e del male. E siccome Adamo ha un comportamento che Eva, diciamo, non sopporta più, e quindi per tirarlo fuori da una sorta di, chiamiamolo, allora è rincoglionimento, no? Gli porge il frutto e allora da semidei, perché sono figli, discendono da Dio e dalla terra, e quindi secondo le teorie dell'epoca sono semidei, improvvisamente diventano uomini. Quello che succede con amore psiche, eccetera, in altre religioni. Ma a questo punto è Eva che gli porge la consapevolezza della propria esistenza, delle proprie capacità decisionali. E lei sarà poi arriverà Dio e dirà quello che dirà, quindi tu lavorerai e sosterrai la famiglia con la fatica e il sudore e tu darai i figli con dolore. Ma questo non è, si può intendere in due maniere. Nel momento in cui sei diventato uomo e donna su questa terra, la tua vita sarà limitata, né più né meno come
nella teoria, diciamo, greca, e poi sarai anche costretto a rendere conto di quello che fai, perché dovrai sapere quello che va bene e quello che va male, e qui nasce il contesto della famiglia, della società e tutto il resto, e poi l'evoluzione di questa religione che fino ad oggi continua a evolversi. Abbiamo citato poc'anzi il concilio, il Papa Francesco con la sua enciclica, no, che dice siamo tutti sulla terra, e perché siamo uomini sulla terra tutti abbiamo diritto di non essere emarginati. Ecco, questo in sintesi, ma sono 100 pagine, le possiamo trovare in rete. Ecco, il comportamento dell'uomo nei confronti della donna, biologicamente come può essere giustificato? Allora, biologicamente lascerei forse la biologa, ma da un punto di vista psicologico sì. Sicuramente c'è un aspetto culturale. Adesso scambiavo una battuta prima fuori, dicevamo magari l'uomo che non ha la sicurezza di avere la paternità, quindi la trasmissione dei propri geni, ha sempre esercitato un controllo sulla donna. Quindi c'è un aspetto culturale che la donna deve essere controllata, perché la donna è sempre certa, Marte è sempre certa, ma mentre l'uomo non ha la sicurezza di essere padre, e quindi controlla la donna. Mater sempre certa est, pater nunc. Appunto. E quindi ci può essere... la cultura viene dopo. Sì. E biologicamente viene prima l'individuo e il comportamento e le pulsioni, diciamo, sessuali, che vengono determinate da una presenza di ormoni diversi, no? Sì. Prego. Posso? Certo. Ci addentriamo in un discorso che è in realtà complesso quanto interessante. A mio parere dobbiamo guardarci come lei giustamente ha detto, come la nostra storia, sia intesa come la storia dell'umanità e di quello che abbiamo capito della sua evoluzione, e anche nella nostra storia personale, e quindi nel nostro crescere, nella nostra identità sessuale. Allora, da un punto di vista, la coppia umana ha un dimorfismo sessuale estremamente basso comparandolo con altre coppie nel mondo animale. Sicuramente esiste una competizione fra i sessi per la riproduzione, e quindi sicuramente, come diceva il collega, la strategia del maschio e della femmina in tutto il mondo animale chiaramente è distinta. E noi apparteniamo al mondo animale. La femmina, poi abbiamo anche l'intelligenza che ci ostacola un po'. Senza dubbio. La femmina investe moltissima energia nella prole, sia nella creazione dell'ovulo che poi, nel nostro caso che siamo mammiferi, proprio nel portare avanti la gravidanza. Per cui investe molto in pochi piccoli, che cura molto. Mentre invece la natura maschile, legata ai gameti sessuali maschili, e i gameti sono chiaramente molto distinti, invece massimizza la propria fitness evolutiva quando riesce a avere più spermatozoi possibili che vanno a segno. Per cui questo suggerirebbe una competizione tra sessi diversa. Eppure in realtà la storia evolutiva degli umani forse a un certo punto è andata in modo un po' diverso. Perché? Perché la similarità dal punto di vista del dimorfismo sessuale suggerisce una cooperazione nella crescita dei figli. Cosa significa questo? I figli umani nascono estremamente immaturi, perché hanno un cervello molto grande, quindi quando nascono hanno bisogno di essere accuditi. Eppure i figli con un cervello molto grande sono quelli che, una volta accuditi, hanno le migliori chance di sopravvivenza, e quindi serve un'intera famiglia che accudisca i piccoli perché questi abbiano successo. E allora compaiono nella storia degli ominini, una storia di 6 milioni di anni, i maschi che somigliano molto alle femmine, che non sono più grandi, che hanno un atteggiamento diverso, e compare anche la menopausa, quindi le femmine che smettono di essere produttive e che si occupano della famiglia. Quindi compaiono dei tratti che un po' in qualche modo, come dire, smentiscono, no? questa nostra idea che c'è un comportamento evolutivo completamente diverso. C'è una cura della famiglia in parte condivisa, nonostante ci sia una differenza tra maschi e femmine. L'altra cosa che succede è che il nostro identificarci con un certo genere ha a che fare con la informazione genetica di cui siamo dotati, ma anche con la nostra crescita, molto col nostro sviluppo. Per cui gli ormoni di cui lei parlava la fanno da padrone nel fatto che ciascuno di noi poi cresca in una certa identità sessuale. Per cui in biologia è
noto già da tempo, tant'è che Nature dedicava un paio di anni fa una lettura estiva proprio a raccontare quello che per i biologi ormai è noto da tempo, e cioè che se i gameti sono decisamente di due sessi opposti, i portatori dei gameti bisogna superare nella visione dei portatori di gameti una visione puramente dualistica, e cioè non esiste il maschio alfa e la femmina alfa, esistono una serie di caratteri sessuali secondari variamente distribuiti. Per i telespettatori, maschio alfa, femmina alfa, le spieghi un attimo? Certo, innanzitutto ci sono molti modi per appartenere al genere femminile e molti per appartenere al genere maschile. Certo. Ci sono varie combinazioni genetiche che ci portano a questo, e c'è un intervento degli ormoni durante la nostra crescita che può essere variamente recepito dai nostri recettori e che è influenzato anche da fattori ambientali. Inoltre, nella nostra definizione ci sono sicuramente i geni legati ai cromosomi sessuali, ma anche molta informazione genetica chiamata caratteri sessuali secondari, che esistono in molte varianti nella popolazione, per cui ciascuno di noi ha un numero variabile di caratteristiche che solitamente attribuiamo all'essere femmina o all'essere maschio. Questo significa che ciascuno di noi ha una variabilità di caratteri tipicamente femminili o tipicamente maschili, facendo di noi una popolazione in realtà complessa, con delle combinazioni più frequenti e delle combinazioni meno frequenti. Le situazioni intersessi esistono, alcune sono anche feconde, il nostro posizionarci nel genere non è esattamente in un punto, ma in una distribuzione, per cui ciascuno di noi può trovarsi nel lato della curva più frequente o in quello più infrequente, nell'essere più maschio o meno maschio, più femmina o meno femmina. Quindi parliamo della curva gaussiana, no? Parliamo di due curve gaussiane che si incrociano in una distribuzione molto piccola al centro, in cui le persone intersessi sono poche. Certo. Di più, nella nostra storia personale ci spostiamo in questa curva. C'è un momento in cui i nostri caratteri sessuali sono più pronunciati, tipicamente in pubertà, e ci sono dei momenti nell'infanzia, nell'età adulta, nell'età senile, nelle quali questi caratteri sessuali sono modulati dalla nostra esperienza e dal nostro invecchiamento. Sì, ma quanto questi caratteri influiscono sul comportamento delle persone, sia maschi che femmine? Questo è difficile da dire, perché chiaramente c'è una combinazione di istinto e di contesto culturale che non va assolutamente sottovalutata, perché la nostra storia, il nostro contesto cambia anche la nostra fisiologia. Istinto e cultura spesso non sono in conflitto. È difficile risponderle, nel senso che lei ha detto prima, noi siamo caratterizzati molto dalla nostra particolare intelligenza. Allora, a me piace citare un libro pubblicato lo scorso anno da Gina Ripple, che è una neurobiologa inglese, e lei dice che i nostri cervelli nascono tutti uguali, è la società che fa il cervello femminile e il cervello maschile. Cioè le informazioni che abbiamo raccolto fino adesso sulla struttura del cervello... Quel tipo di maschio e quel tipo di femmina. Sì, lei dice la nostra struttura del cervello nasce con molte similarità dal punto di vista prettamente fisiologico, quindi delle dimensioni, delle connessioni, della materia bianca, della materia grigia, dell'attività. Però quello che poi succede è che la nostra esperienza di vita influenza la nostra fisiologia a vario livello, quindi influenza gli ormoni, influenza il cervello, e quindi poi... E qui nasce l'epigenetica. Nasce l'epigenetica, quindi finiamo con l'essere degli individui con certe caratteristiche, certi istinti maschili o femminili, anche per effetto della società. Quindi è difficile parlare di contrasto tra gli istinti naturali e la cultura, perché già nella nostra fisiologia ci sono entrambe. Sì, sì, questo determina anche la mutazione genetica e che il comportamento poi influisce sul cambiamento. Ma l'intelligenza è di aiuto oppure, diciamo, talvolta è un ostacolo? A cosa? Quello che noi chiamiamo intelligenza, perché io vorrei qualcuno che mi spiegasse cos'è l'intelligenza, gli dia un premio Nobel. Quindi quanto... lasciamo allo psicologo. Allora, è interessante quello che diceva la collega biologa, perché... partiamo dal concreto, no? Sì, io credo che l'esperienza che noi viviamo, no? che è data dalla cultura, l'esperienza psichica diventa secrezione chimica e la secrezione chimica modifica il cervello. Questo siamo arrivati anche noi psicologi a questa conclusione. No? Allora è chiaro che tutte le esperienze che io vivo
anche la diffusione in internet di una certa cultura. Io parlo anche di costumi sessuali. Sì. Se a un certo punto era tabù un certo costume, se io mi sottopongo continuamente a stimoli, questo cambia il mio cervello. Certo. Poi noi diremo da psicologi cambia anche il mio inconscio. Quindi il discorso dell'intelligenza, l'intelligenza a volte va a complicare, dovrebbe dirimere, no? Potrebbe essere un aspetto dirimente in tutta questa complessità che citava lei, perché alla fine questa intersecazione di geni è complessa. Allora l'intelligenza dovrebbe essere quell'elemento che l'essere umano lo qualifica, lo rende diverso, dovrebbe aiutarlo. Ma da un punto di vista biologico, la quantità di neuroni che diciamo appartengono all'intelligenza e la quantità di neuroni invece che compongono l'intero cervello, siamo 1 a 1 miliardo mi pare, no? Cioè la parte diciamo consapevole del nostro io, del nostro subconscio è sicuramente una parte marginale, corticale del cervello, di conseguenza forse non andiamo spesso, e qui nascono le patologie, in contrasto con il resto del cervello, per cui nascono i traumi. Sì, cioè l'intelligenza o l'educazione va in contrasto, tant'è che le patologie che aveva Freud oggi difficilmente si riscontrano, soprattutto nel lato femminile, perché allora la donna era costretta, oggi invece la donna è libera e quindi certe patologie non le rivela più perché non è in contrasto col proprio io, quello che chiamiamo noi io subconscio, quello che è. Prego. Quello era per esempio relativo al discorso l'isteria, era proprio un conflitto nevrotico, no? Certo. Nella cultura di Freud e chiaramente c'era un conflitto tra le regole, quindi il superio, e la parte invece più spontanea legata a delle aree corticali, per esempio all'amigdala, le parti più interne del cervello. Che Freud poco conosceva allora, perché no, adesso assolutamente non quindi andava più per intuito, difatti usa il codice grammaticale, cioè la lingua, per riuscire a curare il cervello, ma ci vuole ben altro. Prego. Sì. Adesso invece assistiamo di più, se non c'è più questo superio, questa parte delle regole, c'è un disorientamento, no? Domani c'è la giornata per esempio della salute psichica, stiamo assistendo a un aumento della depressione, ma ci sono aspetti invece più dissociativi, cioè le persone hanno gli attacchi di panico, cioè l'aumento dei disturbi d'ansia, questo perché non ci sono degli aspetti anche regolativi, questo superio che c'era in altre epoche, quindi assistiamo a un momento invece di disorientamento. È vero che le persone sono meno normate rispetto a una volta, ma la responsabilità della propria salute è personale e quindi se io fallisco, se io vado male nella vita, questa è mia responsabilità e questo produce effetti depressivi sicuramente. Certo, certo. Ma allora la funzione del maschio nei confronti della femmina, come mai il maschio diventa così aggressivo e la femmina diventa sempre più recessiva nei confronti dell'altro sesso? C'è una bella storia Prego. Nella religione africana dei Dogon, quando cercano appunto proprio di intelligenza, cercano di spiegarsi la differenza fra il maschile e il femminile, e questa narrazione è così, che dal cielo cade un dio ermafrodito che si divide. Che sarebbe l'Adamo della Bibbia, era ermafrodito anche Adamo. Lascia nel dividersi al maschio un pezzetto nel corpo di elemento femminile e nella femmina un pezzetto di elemento maschile. Questo intelligentemente vuol dire necessità della circoncisione maschile. Che è vero, noi abbiamo anche ormoni femminili, maschi e le femmine altrettanto. Prego. È sul corpo. Sì, sì. Questa concezione, diciamo, religiosa fa agire l'intelligenza sociale sul corpo, per cui bisogna togliere il prepuzio al maschietto e la clitoride alla femmina.
E quindi comincia tutta una storia che arriva fino ai giorni nostri, perché certo. appunto tutta la questione con cui anche le donne africane stanno cominciando a combattere da anni, cioè delle manipolazioni o delle mutilazioni genitali femminili, che è uno dei problemi più complicati. È un dramma, perché sono tante muoiono. Quindi tanto per dire come se lei dice intelligenza, io lo traduco che tipo di attività di riflessione, anche grazie alle religioni, gli esseri umani hanno fatto nel corso dell'evoluzione sociale, cercando appunto di trovare la quadra a un problema che non capivano. No, ma mi scusi, ma tutti trovano una quadra particolare. Sì, esatto. Sì, che il maschio è il maschio, la femmina è una cosa che non c'entra niente. Questo sì, perché anche uno dei problemi in cui in antropologia si sono scervellati per secoli, perché non riusciamo mai a trovare società matriarcali, per esempio, ce ne sono pochissimi esempi, prevale la società patriarcale. Dentro la società patriarcale, I mongoli avevano una certa matriarcalità, era importante, sì, la donna dei mongoli. Della donna mediterranea, non lei dice questa. Però la società patriarcale vuol dire appunto che la donna ha il potere di dare il nome, di dare la religione, di dare la discendenza. Nell'Islam, per esempio, a proposito, è il padre che dà la nazionalità e la religione. Per cui il matrimonio fra un musulmano e una musulmana non pone teoricamente nessun problema. È il viceversa che pone problema, perché secondo lo schema è sempre il maschio che determina la religione e l'appartenenza nazionale. E quindi anche lì ci sono problemi. Ma c'è anche un credo biologico dell'epoca, no? Dove la donna era una sorta di contenitore e il maschio gli metteva il figlio nel seno, e quindi poi lei aveva il compito di farlo crescere. Questa credenza che la provenienza del sesso e del bambino, diciamo, in fieri, era il maschio che la dava, la donna era soltanto una nutrice. Comunque dall'ebraismo è poi arrivata questa idea che comunque la donna una volta al mese è impura. Cioè le mestruazioni sono state associate a uno stato di impurità. Certo. Tant'è, finito il ciclo, la donna va ancora oggi, nelle comunità ortodosse, va a farsi il bagno rituale per purificarsi. Cioè questo schema puro e impuro, che è uno degli schemi fondamentali che classifica la realtà. Cioè io ti classifico in questo modo, tu stai nella casella non della purezza al 100%, perché hai... E questo mi permette di dire allora tu hai una funzione diversa, sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista sociale. Certo, allora lasciateci fare un passetto indietro, no? Prima abbiamo parlato di ormoni, abbiamo parlato di maschio aggressivo, no? Allora nel passato c'è stato un momento particolare, andiamo tanto indietro nel tempo e abbiamo un intervento del professor Telmo Pievani, che è un evoluzionista, un filosofo all'Università di Padova, lo ascoltiamo assieme. Secondo lui il numero di maschi in quel periodo è diminuito perché si uccidevano a vicenda, cioè la composizione sociale umana era fatta di piccoli gruppi parentali, quindi con individui strettamente imparentati tra di loro, quindi geneticamente molto omogenei al loro interno, che poi competevano e quindi facevano la guerra gli uni con gli altri e tendenzialmente si sterminavano, quindi ne sopravvivevano pochi. Il risultato di una situazione del genere è che tanti cromosomi Y molto rapidamente si estinguono e ne rimangono pochi, riducendo la variabilità genetica. Ora questa scoperta ci dà due insegnamenti. Primo, quello più tecnico, è che la cultura e i geni nell'evoluzione umana interagiscono, perché in questo caso un cambiamento culturale, cioè socio-organizzativo, ha avuto un impatto genetico importante sulla variabilità genetica umana. Il secondo insegnamento però è anche un altro, e cioè il fatto che i maschi umani evidentemente hanno da molti millenni dei grossi problemi nel gestire il loro testosterone in società, perché vorrebbe dire che questi gruppi parentali, patriarcali, combattendo tra di loro, hanno praticamente portato quasi all'estinzione il maschio umano.
Ecco, qui stava parlando di qualche millennio fa, però a dimostrazione che questa aggressività, come dire, questa violenza che viene espressa poi fino al punto di rischiare addirittura l'estinzione. Ma è recente questo fatto. Seconda guerra mondiale, i maschi in Germania erano rari e le donne rincorrevano per potersi sposare. Ma era stato il buon Adolfo che amava molto la razza, ma l'ha fatta fuori quasi tutta, e quindi questo è uno dei fattori. Io ricordo un amico di famiglia che veniva dalla Germania e dice: è una cosa disperante, non si trovano maschi, perché lui aveva delle figlie, 4 figlie, e non riusciva a trovare ed era uno che stava bene perché veniva in Italia con una Mercedes, parliamo degli anni 53-54, quindi uno che già aveva raggiunto un benessere notevole. Nonostante questo le figlie facevano fatica, pur avendo una buona dote, allora attraeva molto di più, non riuscivano a sposarsi. Quindi... Certo, ecco, no, volevo appunto un commento da Elisa Cortegiani su questo episodio che giustamente, come dice Armando, insomma, il collo di bottiglia, viene chiamato collo di bottiglia, ma cioè, ecco, è una cosa che fa l'uomo e che non fa la donna. Allora, un collo di bottiglia maschile in questo caso è legato in realtà storicamente a una maggiore forza fisica dei maschi e a varie strutturazioni biologiche di competizione per la femmina e anche di sopraffazione della femmina. In realtà nella storia, così come nelle guerre spesso c'è stata una sterminazione principale dei maschi, ci sono state delle situazioni programmate nelle quali per esempio la selezione alla nascita che elimina le figlie femmine, sicuramente in India e sicuramente in Cina. Quindi noi assistiamo in vari momenti all'aumento o diminuzione della popolazione maschile o femminile su una base che è principalmente una cultura che noi ci costruiamo, ok? Quindi un'aggressività maschile sicuramente facile, perché in effetti in media il corpo maschile è più grande e più forte, c'è una situazione ormonale diversa, c'è anche un metabolismo diverso. Lo vediamo oggi nello sport, sicuramente gli sport si fanno separatamente perché appunto la forza maschile è diversa e molte donne dopo il doping o in situazioni di estremo allenamento, no, cominciano ad avere la loro identità femminile messa un po' in discussione dalla situazione fisiologica che hanno. Quindi in qualche modo c'è una radice puramente biologica in questa violenza. Poi però da questa si costruisce una riflessione, come diceva il professore, ed è da quella riflessione che poi deriva tutta la struttura sociale che poi ne deriva. Abbiamo sicuramente una lunga storia di una struttura maschilista che porta a vedere la donna come una fattrice di figli, come un contenitore, e io chiedo, veramente una donna è donna solo perché fa figli? Forse c'è molto di più di questo. Portiamo ad una situazione nella quale effettivamente le donne internalizzano il proprio senso di inferiorità, cioè nelle grandi religioni monoteiste dove tendenzialmente c'è una cultura maschile, le fedeli più numerose sono le donne, che arrivano ad essere le prime a privarsi dei propri diritti, tant'è che si parla nella società contemporanea di dire: quando vieti una mortificazione del corpo femminile, lo stai facendo contro la volontà di quella donna o a favore dei suoi diritti umani? Perché lei lo sceglie. Sono le donne le prime a scegliere questa situazione di inferiorità perché portate da una cultura ormai condivisa a interiorizzare questo senso di inferiorità. Certo, però questo concetto di inferiorità, che lei lo sta esprimendo in maniera negativa, può essere positivo? Perché dice? Da che punto di vista? Allora, le faccio un esempio banale. Spedizione di Napoleone in Russia. Dice, cosa c'entra? Sono morti 500.000 uomini, che erano figli di 500.000 donne. Perché quando si pensa all'uomo, l'uomo è l'uomo, la donna è la donna. Lei pensa, come diceva Mussolini, fatti figli per la patria e li mandava a massacrare o farsi massacrare? Cioè, attenzione, noi abbiamo una filosofia, è un mio pensiero che coltivo da tempo, che è talmente maschilista, ma non solo nell'uomo, ma anche nella donna, che diventa non la debolezza, il fatto di poter affrontare problemi in maniera diversa, non è concepibile. Ed è il discorso, lo possiamo vivere adesso. Il comportamento di Trump è un comportamento necessariamente violento, a parte che è tedesco, per cui di origine, e quindi questo si giustifica.
Ma la Merkel, che è tedesca, sta cercando di sistemare l'Europa come nessun tedesco, cominciando da il Kaiser, l'imperatore, piuttosto che i suoi antenati, erano riusciti. Cioè, è necessario sempre arrivare allo scontro anche verbale, anche se non è verbale, spesso la discussione è in contrasto, è già una forma di violenza. L'accettazione dell'altro e trovare un'altra strada, e l'altra strada nella testa dell'uomo non c'è e non l'ha dimostrata. Parliamo di migliaia di guerre, addirittura di guerre, parliamo solo dell'Europa, che sono durate 100 anni, no? 30 anni. 30 anni, Madre Coraggio, ne abbiamo una rappresentazione teatrale fantastica. Ce l'abbiamo, poi la facciamo vedere. E allora forse questo affrontare la cosa in maniera più tranquilla è positivo alla fine e apre delle porte diverse. Ma allora, alla base del suo discorso, se io non capisco male, c'è una sorta di vera e propria divisione dei compiti. L'uomo d'azione, no. L'uomo di intelletto, e invece la donna di Scusi, mi sono sensibilità. spiegato male. Non divisione di collaborazione nella soluzione dei problemi, che non sono solo quelli maschili. Non è soltanto il maschio, perché ha la forza e la donna resta a casa e lui può costruire la guerra contro l'altra tribù, la guerra contro l'altra nazione, la guerra con l'altra metà del mondo, come sta succedendo adesso, Cina, Russia e Stati Uniti. Cioè, io sono d'accordo con lei che questa conflittualità non ci fa bene, ma la descrivo in modo diverso. Cioè, secondo me c'è una radice profonda. Ad esempio, negli studi fatti negli ultimi 15 anni sul cervello si andava a cercare le differenze tra il cervello maschile e quello femminile cercando una sorta di complementarietà. Quindi molti studi furono interpretati dicendo che le donne hanno una maggiore capacità emotiva, una maggiore capacità colloquiale, di comprensione, i maschi hanno una maggiore prontezza nel ragionamento. Riproduceva lo schema biblico dell'uomo d'azione e della donna che ha cura della famiglia. E quindi siamo andati avanti così fino a quando non ci siamo accorti che questa differenza era culturale, non c'era geneticamente. Ecco. Allora il punto è, in questa divisione che ha portato a una collaborazione nella costruzione della società e che forse ha funzionato nel passato, è uno schema che vogliamo riproporre oggi? C'è bisogno di una collaborazione partendo dall'essere così diversi, o forse possiamo costruire una società partendo da un'eguaglianza nella quale non abbiamo questo genere di Io sono divisione? scettico sul proporre uno schema. Io credo che la donna deve prendersi l'onere di partecipare e di partecipare non adeguandosi al sistema maschile, ma trovando una strada alternativa che consenta all'uomo di capire che c'è un'altra strada. La Merkel non ha fatto la guerra, però ha avvantaggiato la Germania più di Hitler, no? Lasciamo stare i morti, ma la Germania oggi è ricca e può dettare legge a livello mondiale perché c'è una donna che adesso ha detto sono stanca e lascio lo spazio, ma pensiamo alla regina d'Inghilterra, la saggezza con cui in periodi difficilissimi è riuscita a risolvere il problema, ma la regina Vittoria e poi la Elisabetta I, no? E quindi vediamo delle figure che quando compaiono nella storia cambiano il ritmo della vita, Eleonora d'Aquitania, no? E cambiano proprio il sistema di vita. Poi sparite queste, il ciclo riparte al maschile e quindi la prima cosa, la prima logica, io ti vengo a rapinare, ti vengo a violentare e quindi il diritto è del vincitore, no? Ecco, non c'è una donna, io avrei voluto che ci fosse una donna nel processo di Norimberga a giudicare, perché gli uomini hanno ammazzato tanti figli, che fossero dalla parte della ragione o dalla parte del torto, ma però c'è un generale americano che è presente in questa situazione, che è Eisenhower, poi diventerà presidente, che dice: i miei soldati non voglio che muoiano, buttiamo avanti tutti gli aerei, tutte le bombe, distruggiamo, ma i miei soldati, tant'è che gli Stati Uniti
che avevano perso 1 milione di soldati nella prima guerra mondiale, pochi lo sanno che la prima guerra mondiale fu vinta dagli Stati Uniti, poi messi da parte dai francesi che sono un po' sciovinisti. Allora ho perso il filo. La necessità di Eisenhower che non voleva demolire. Eisenhower alla fine riesce a evitare il massacro e ha soltanto circa 500.000 morti, pur avendo una guerra mondiale, Pacifico, Atlantico e tutto il resto. Ecco, questa visione, ma era un testimone di Geova e quindi aveva una concezione del rispetto dell'altro che in certe altre religioni non c'è, evidentemente, e aveva una sensibilità notevole anche a livello razziale, e questo è stato uno degli insegnamenti, uno dei pochi insegnamenti che questo generale, costretto comunque a fare la guerra, non voleva arrivare allo sterminio dei suoi, ma questo comunque è andato in una certa direzione. Però Germania, Italia e tutte le altre potenze, Giappone eccetera, hanno fatto quello che non si poteva, e in regimi dove il maschio era fondamentale e la femmina era emarginata. A lei la parola, cosa ne pensa di questo sistema che porta all'uomo a diventare il prepotente ma secondo me fino è al suicidio? Una questione legata appunto alla gestione del potere e quindi lo sviluppo di un sapere specializzato come gestire il potere, che ha escluso per secoli la donna. Certo, si possono contare sultane, regine illuminate, però voglio dire, il sapere che si è accumulato attorno al potere maschile è talmente più elevato, quindi è un problema culturale. Sì. Quindi bisogna, come giustamente lei, diceva lei, bisogna trovare una nuova classe dirigente, per esempio, che sta emergendo in Europa, non solo la Merkel, ma perfino la Grecia ha eletto un premier donna. Sì, la von der Leyen per esempio in Europa. Sì, nei paesi nordici ci sono ormai figure femminili di spicco. E allora lì si tratta di capire che cosa succede con il sapere del potere, cioè come si fa, come si amministra il potere, quando appunto una donna finalmente ci arriva. Sì, considerando che il sistema comunque è un sistema che è stato creato dal maschio, chiaramente, quindi sì, sono donne che entrano e che iniziano. Giustamente quello che dice, e l'effetto qual è? Quando la donna va al potere, qual è l'effetto fondamentale della donna, funzione della donna? Secondo me l'effetto è quello di smontare lo schema fondamentale che c'è nel sapere come organizzare il potere, che ragiono sempre in termini di amico-nemico. Certo. E quindi la guerra è lì. Sì. La guerra è prima simbolicamente nella nostra mente, poi si proietta sui campi di battaglia. Allora bisogna capire se questo sia il destino del potere inevitabile, o se in effetti questa macchina può essere smontata, e qual è, come dire, la meccanica che si mette a smontare. Io penso che le donne possono dirci qualcosa. Sì, ma pagano pegno o no? Certo. Come pagano pegno le donne quando vanno al potere? E quando vanno al potere si cerca di smontarle in maniera misogena, no? Si comincia a criticarle per come sono vestite in maniera molto banale, no?
cioè lì c'è il massacro della donna, cioè non si perdona alla donna certe leggerezze che magari l'uomo neanche ci fa caso, e lì viene fuori il più becero maschilismo, no? E basta vedere Berlusconi quando la Merkel cosa diceva? Che aveva un sedere grosso, insomma, per non dire come. Quindi andiamo su un piano che è becero. Certo, è completamente diverso. Esatto. Ed è volgare. Questo è il Ma modo. non c'è la castrazione della donna quando entra nel ciclo in questa società tipicamente organizzata dai maschi? Sì, sembra, adesso se noi prendiamo, lei ha citato prima la Merkel, sembra una donna che di femminile ha poco, no? C'è una sorta di castrazione, non è più una donna seduttiva, diventa una donna, diventa un gendarme e quindi... ma non sono tutte così, la von der Leyen ha 6 figli e anche, però, insomma, ce ne sono altre che hanno comunque, diciamo, sono riuscite a mantenere il loro, tra virgolette, il loro ruolo. Sì, ma adesso quando hanno questo ruolo hanno psicologicamente a livello neurale è predisposta la donna, quando ha dei ruoli pesanti così mascolinizzanti, ad essere poi riproduttiva, che è il lavoro fondamentale. Secondo me è interessante il vostro spunto, infatti, quali donne ce la fanno in un sistema costruito dagli uomini e come reagiscono le donne. Allora, le nostre osservazioni fino adesso in realtà sono che quando si parla di posizioni in qualche modo amministrative o adesso dire di comando è brutto, però sostanzialmente di gestione delle cose, molte donne anche molto qualificate si perdono per strada più degli uomini, no? Ci sono degli studi fatti di recente soprattutto in Inghilterra, dove si preoccupano più forse di noi di questa cosa, che dicono partono un 70% delle donne circa che con un livello di istruzione elevato sperano di avere un ruolo manageriale oppure di ricerca oppure accademico, e circa un 68% degli uomini, quindi siamo lì. Però poi, finito un percorso nel quale iniziano la loro carriera, le donne che vogliono continuare scendono al 37% e gli uomini rimangono sul 60%. Perché le donne si spaventano di più? Perché sono diverse? Perché si stressano? Allora, sembra di identificare il problema in alcuni passaggi. Uno è che effettivamente il ruolo di gestire la famiglia a tutti i livelli, sia a livello riproduttivo ma anche gestire le persone fragili della famiglia, ricade molto di più sulle donne che sugli uomini. Certo, pensiamo tutto all'attività di cura che c'è soprattutto adesso, no? Con la popolazione. Per cui c'è un miglior avanzamento in quei paesi dove il welfare, per esempio, impone la paternità non come opzione ma come cosa imposta. Oppure dove supporta di più la famiglia, ma di fatto poi le donne, con degli istituti appunto per gli anziani, piuttosto che delle forme di welfare per i bambini. Quindi si vede che effettivamente la questione familiare rimane importante. E poi c'è un'altra questione, e cioè la paura di affrontare una situazione altamente competitiva, perché i ruoli effettivamente di gestione, di management, sono situazioni molto competitive, non avendo dei role model di riferimento, perché la storia delle donne che ci hanno preceduto ci dice che se sei una donna è più difficile arrivare fin lì, che se sei una donna sarai giudicata, che effettivamente è più difficile per le donne arrivare a quel punto, e c'è un'insicurezza insita nelle donne dovuta alla storia precedente che c'è. Quindi la questione è: ce la fanno le donne a gestire contemporaneamente la loro vita familiare e la loro carriera come sembrano farcela gli uomini? Beh, per il momento ci sono ancora moltissime difficoltà a questo, sia materiali che anche proprio di insicurezza. Allora, da pochissimo abbiamo avuto vari premi Nobel a donne e effettivamente notizia sui giornali era che il premio Nobel per la fisica in effetti è anche mamma. Cioè è una persona che riesce a gestire la propria maternità oltre ad essere una brava ricercatrice. Questo ha destato moltissimi commenti, no, in giro su questo aspetto. Il premio Nobel sulla genetica, peraltro, no? 2 donne, il premio Nobel sulla genetica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, e nonché un altro premio Nobel per la letteratura. E il premio Nobel per la genetica secondo me è interessante perché ci sono molte figure chiave femminili nella storia della genetica molecolare. E effettivamente la genetica molecolare è un ambito molto più giovane di tanti altri ambiti della scienza, e quindi evidentemente nel XX secolo le donne si stanno facendo spazio in una società che era puramente maschile, e quindi se nella costellazione dei fisici troviamo delle donne, ma sono poche, nella costellazione della genetica troviamo molte donne chiave. Perché? Perché è una scienza del XX secolo, quindi ci racconta un po' il cambiamento della nostra storia. Quante di queste donne ce l'hanno fatta ad essere madre, ad essere donne? Molte sì, Marie Curie era madre e donna, Barbara McClintock, quindi diciamo ci sono delle figure di riferimento, però è interessante che la figura delle donne che ce l'hanno fatta non deve confonderci
nel pensare che allora è facile per tutte le donne se vogliono. Dobbiamo pensare che è un percorso a ostacoli, dove ci sono queste difficoltà e dove alcune persone ce la fanno per una combinazione di talenti, di volontà e anche di buona sorte, che rimangono aleatorie e rare, e per cui questo non ci deve far pensare che allora è facile per tutti o che siamo in una società paritaria. Sì. Però quantomeno ci dimostra che non è insito nella donna non farcela, quindi quando mettiamo le donne nella disponibilità di poter dare il loro contributo alla società, questo succede. Ma ancora adesso ci si sbalordisce trovando una donna che prende un premio Nobel a quei livelli là scientifici dove si possono spaccare i cromosomi e ricostruire un essere diverso, e quindi qui nasce la fantasia, le prossime generazioni come saranno. Ecco, e siccome abbiamo appena parlato nella sezione precedente del razzismo, ecco che magari nasce una sorta di razzismo genetico che sarà uno dei rischi dell'interpretazione della scienza, no? Ma nella realtà, scusa se intervengo, ma nella realtà già il fatto di stupirsi che un premio Nobel abbia un figlio, piuttosto che già questo è, come dire, un sintomo di come ragioniamo, no? Di è fuori dalla media. Anche a livello di informazione, no? Cosa dici, Miotti? No, assolutamente, cioè è sempre questo pregiudizio che porta a considerare che la donna non possa raggiungere degli obiettivi. Poi se vediamo in ospedale adesso la presenza di medici mi risulta che sia femminile, no? E quindi questo è anche la parte della cura, ma anche la parte scientifica è preponderante a livello femminile. Quindi mi sa che qui stiamo cambiando, però nell'apicalità questo è ancora difficile, cioè chi ha i primariati, no? Quindi quello è ancora difficile. Noi ci abbiamo provato anche come ordine dei psicologi quest'anno a proporre una donna, ma non è andata, è rimasto un uomo, no? Per esempio volevamo, pensate che su 10.000 psicologi in Veneto la maggior parte sono donne. Perché hanno votato gli uomini e non hanno votato le donne, no? Ma qui si apre un altro capitolo, che è quello ad esempio dell'educazione nella famiglia, no? Come si educano i figli, professor Pace, no? Cioè il rapporto tra la madre e il figlio e tra la madre e la figlia non è lo stesso, no? Sta cambiando per il fatto che non abbiamo più un solo modello familiare, le nuove generazioni si stanno inventando diversi modelli familiari e probabilmente anche i rapporti tradizionali dei ruoli maschile e femminile è un po' più sfumato, più negoziato, più contrattato nella coppia, quindi, perché il problema è anche quello, no? Non solo c'è il problema del welfare, ma c'è anche il problema del mercato del lavoro, insomma, se le donne possono fare le professioni che vogliono, se il mercato del lavoro le sostiene, questo cambia. Questo cambia, anche nei paesi musulmani. In Iran quando si entra in un'aula universitaria ci sono 60 donne in qualsiasi facoltà e 40 maschi. Studenti però. Studenti universitari. Perché? Quindi, quelle donne lì, una volta che le hai irrobustite culturalmente, riusciranno a fare qualcosa? Penso di sì, che alla fine non potranno essere tenute compresse in un ruolo predefinito, relegato, segregato. Prima o poi esplode, come è avvenuto già in Iran, anche se passa poco, perché c'è un potere molto forte in mano a un ceto, tra l'altro clericale, maschile, interamente maschile, perché gli ayatollah sono appunto tutti maschi. Dicevamo prima quante le religioni moderne cominciano a concepire anche la presenza della donna, sì. Ma probabilmente per carenza di uomini. Ecco, io vorrei tornare un attimo alla questione dell'educazione, dottor Miotti, perché c'è un dato di fatto che anche i giochi da piccoli, no? La bambina gioca con le bambole e il maschio con le armi, oppure
si dice al figlio che cade, piangere, su non fare la femminuccia. Sono ancora le bambole. Sono ancora le bambole, sì. No? Sì. Ma dicevano, per esempio in Francia si voleva togliere, non so, le macchinine ai maschi e dare dei giocattoli. Ecco, che influenza ha poi nella crescita a livello psicologico, diciamo, dell'individuo il fatto di avere appunto un'educazione, diciamo così, quando cadi, dire no, non piangere, non sei mica una femmina. Vabbè, sicuramente. Invece magari anche per l'uomo farebbe bene ogni tanto piangere, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Ma allora qui ci rendiamo conto, come diceva il professor Pace, che gli aspetti culturali condizionano, cioè se noi diciamo il maschio non deve piangere, dai non fare la femminuccia, e quindi gli insegniamo che deve tenere le sue emozioni composte, che non può esprimerle. E questo è terribile, perché in una società postmoderna, che un uomo non sia in contatto con le sue emozioni, che non possa anche piangere, questo è un grosso limite. La donna da un punto di vista emotivo è il sesso forte, mentre l'uomo che non è in contatto con le sue emozioni cosa fa? A un certo punto, quando soffre, esplode, quindi può avere un esordio di depressione improvviso, mentre la donna ha gli anticorpi anche emotivi che l'uomo non ha. Quindi sicuramente, per rispondere alla sua domanda, la cultura influenza, mi piaceva quello che diceva la collega biologa, che ormai nella coppia tutti e due si prendono cura dei figli, e questo è bello, perché allora possiamo pensare una donna più in gioco anche nel lavoro e nelle professioni, se l'uomo si mette nello stesso piano, perché non c'è nulla di predeterminato. Gli aspetti culturali sicuramente, però possiamo andare oltre. Ecco, io credo che però viviamo un momento di grossa confusione. Allora questo ci porta a vivere meglio? Ecco, io mi faccio una domanda, non ho una risposta in questo momento. Stiamo veramente vivendo meglio in questo contesto anche dove tutto è indeterminato, dove non ci sono delle regole? Ecco, non lo so. Posso cogliere un attimo lo spunto interessante che il nostro ospite di nuovo dato, perché in effetti c'è una branca dell'andrologia oggi che dice che in parte gli uomini vivono meno delle donne, diciamo l'aspettativa media di vita degli uomini è più bassa, perché si prendono meno cura della propria salute, perché c'è una tendenza culturale a dover essere l'uomo forte, è debole prendersi cura della propria salute, no? E quindi lo spunto che ci dava il nostro editore, Trump, che sostanzialmente dice io sono l'uomo forte, per cui la malattia non mi fa male, no? E che quindi in qualche modo squalifica, no, la fragilità di salute di altri, perché l'uomo forte deve essere quello che non si ammala mai. E quindi da questo punto di vista c'è una fragilità maschile importante che secondo me una società contemporanea dovrebbe superare, proprio nel rispetto delle fragilità che ci siamo costruiti, nelle quali ci siamo ingabbiati, non solo quelle femminili ma anche quelle maschili. E quindi secondo me è molto interessante lo spunto. Professor Pace. No, questo è uno degli aspetti più interessanti, perché è vero questa sottolineatura, ma secondo me perché siamo entrati in una fase di transizione veramente profonda, che è cominciata molti anni fa con la transizione demografica. Noi siamo entrati ormai in un periodo storico in cui la popolazione cambierà profondamente, la composizione culturale cambierà profondamente da qui a 50 anni. In Europa? Sì, ma in Italia. Dappertutto. E quindi avremo tutta una ridefinizione dei ruoli e anche dei conflitti culturali. Chiaramente avremo dei conflitti culturali, e in questo senso il fatto di riuscire a educare nuovi cittadini capaci di ragionare nel rispetto delle differenze sarà una scommessa, oltre a quello di vincere il Covid, ma sarà una scommessa culturale enorme che richiederà grandi energie,
e quindi penso che questo tema ce lo porteremo avanti per un po', insomma. Elisa Cortegiani, si parte dalla scuola, dall'educazione nelle famiglie, come... Si parte sicuramente da entrambi. Noi oggi sappiamo che l'accesso a certe professioni, ad esempio, era più prevalentemente maschile o prevalentemente femminile, in parte perché gli interessi sviluppati in età veramente precoce erano di fatto abbastanza già definiti. Nel momento in cui, soprattutto con i progetti per la parità di genere dedicati alle donne, si è cominciato a introdurre nelle scuole il portare privilegiatamente le ragazze a fare certe cose che prima non facevano, si scopre un ambito di interessi per cui, come sottolineava prima il collega, a basso livello, quindi quando siamo ancora a livello della scuola e dell'università, in realtà non c'è più una distribuzione netta delle scelte maschili e delle scelte femminili. Ormai tutti fanno un po' di tutto. Allora sicuramente c'è un effetto importante, no, della cultura del rosa e del blu che ancora ci portiamo dietro con i bambini piccoli, per cui è vero quello che sottolinea il collega, che effettivamente lui dice: se non ci diamo più delle regole di riferimento chissà come va, me lo chiedo. Però dall'altra a me piace l'idea dei bambini che scoprono se stessi, dei bambini a cui viene offerta la possibilità di provare tutto e scoprono in qualche modo le proprie peculiarità da tutti i punti di vista, quindi che riescano ad essere in contatto con la propria emotività, e ci sarà chi lo è di più, chi lo è di meno, chi predilige certi atteggiamenti, chi altri, quindi il bambino che diventa un soggetto che non è più solo da educare, ma un soggetto che viene accompagnato nella scoperta di se stesso, e per cui se iniziamo a far questo, probabilmente in realtà tutta una serie di differenze culturali forti che oggi la società impone agli uomini e alle donne cominceranno a diventare probabilmente vissuti in modo più sereno, perché ciascuno ha il modo di scoprirsi e quindi di agire sui propri talenti. Quindi sicuramente l'influsso dell'educazione in famiglia e a scuola è importante. Prima si diceva molte donne all'università. Nelle recenti indagini fatte con le prove Invalsi veniva chiesto ai ragazzi il livello di istruzione dei genitori e che lavoro facevano, per andare a inquadrare il contesto socioculturale nel quale i ragazzi di fatto crescono e andare a correlare il loro rendimento scolastico con la situazione socioculturale. E si è visto che c'era un numero enorme di mamme con un alto livello di istruzione ma un lavoro di basso profilo, e invece un alto numero di uomini con un livello di istruzione più basso ma un lavoro manageriale. Quindi evidentemente questa differenza, nonostante in Italia il livello di istruzione sia diventato ormai abbastanza comparabile, permane, e permane per un retaggio culturale che ha a che fare con come siamo stati cresciuti da bambini, con la scuola, ma sta cambiando. Ma questa ansia dell'uomo di arrivare sempre e correre sempre di più non è negativa, visto la situazione climatica del pianeta, il numero 8 miliardi di persone che vorremmo tutti avere tutto e di più, perché se tutti avessimo la macchina probabilmente moriremmo asfissiati. No, ecco, poi noi siamo fortunati, siamo nati in un paese dove questa cosa è possibile, ma se l'Africa superasse la fase di crisi di certe malattie che vengono tenute apposta perché vengono contingentate il numero delle nascite della popolazione, probabilmente il pianeta non sarebbe in grado di sfamarci tutti e di assorbire tutto quello che noi produciamo e che non riusciamo a smaltire. Sì, la crescita infinita sicuramente è impossibile, e quindi lo scopriremo con le buone perché cambieremo atteggiamento sociale, o con le cattive perché a un certo punto ci sarà un collasso della popolazione umana che porta allo stremo il pianeta, a meno che non colonizziamo Marte. Quindi lei lo identifica come una cultura maschile, quella del voler arrivare a tutti i costi. Diciamo che è una cultura della nostra società e che è stata prevalentemente una cultura maschile fino adesso. Non c'è dubbio questo. Allora io spiego questo fenomeno come c'era un contrasto tra il capitalismo da una parte e il comunismo dall'altra, peraltro nato in un paese dove tutto poteva nascere meno che una società diversa, quindi il bolscevismo, eccetera. Questo scontro, che è lo scontro della seconda guerra mondiale, è stato superato dopo la guerra con un altro sistema, sempre capitalistico, ma era vincente. Il Fordismo. Cosa vuol dire? Se riesco a venderti più cose, tu le compri e io divento sempre più ricco e quindi ti darò la possibilità. Quindi l'uomo non è necessario mandarlo al fronte, perché se io faccio una guerra perdo un acquirente.
E quindi invece l'uomo deve essere utilizzato come consumatore, come riciclatore, eccetera. Ma tutto questo meccanismo, è sempre tipicamente maschile, non prevede cosa succederà dopo. E quindi siamo immersi nella plastica, perché abbiamo inventato la plastica, ma non abbiamo inventato come riciclarla. Una cultura del riciclo della plastica. Si insegna ancora il latino a scuola, ma la plastica, non si insegna il riciclo della plastica e moriremo di plastica, plastificati. Io prometto sempre ai nostri telespettatori un esperimento dove dei prodotti farmaceutici messi in contatto con la plastica, bicchieri di plastica per bere, eccetera, si sciolgono. Cosa vuol dire? Che noi se mangiamo microplastiche e assumiamo quei prodotti chimici, omega 3, cosa succede nel nostro organismo quando la plastica si scioglie, viene assorbita, non si sa niente? Ecco, faremo prima o dopo questo esperimento in diretta e vedremo automaticamente questa plastica che si scioglie. Cioè non sappiamo quello che stiamo facendo, e abbiamo delfini, abbiamo orche, abbiamo pesci che mangiano la plastica, non sanno neanche perché non sanno neanche quello che sta, e si stanno estinguendo solo perché, per carità, il maschio ha inventato la plastica, ma la pulizia di casa raramente la fa il maschio, la fa la donna. E allora penso che la donna, se entra in questo meccanismo, forse trova anche il sistema di pulire quello che sporca, che non è una cultura tipicamente maschile. Bene, allora, credo che siamo andati avanti anche adesso con gli orari. Allora io prima di chiudere però vorrei proporre, e noi questa sera non abbiamo parlato più di tanto di maternità, però vorremmo proporvi un filmato dove facciamo vedere, come dire, l'affettuosità nel mondo animale da parte delle mamme, di come si prendono cura dei loro piccoli. Ora, se la regia riesce a proporci questo filmato, dopo magari ne tiriamo un po' le conclusioni.
Eccoci qua allora, abbiamo visto Miotti. Ma allora io mentre... La natura insegna la bellezza della maternità e l'istinto, no? Quello che viene chiamato istinto. Ma quando Ermanno prima diceva che a livello mondiale siamo troppi, però io mi sto guardando intorno, no? E siamo una società abbastanza di vecchi, insomma, io ho 50 anni e insomma sono già dall'altra parte e notavo rispetto a tante donne che accompagno che in molte c'è il desiderio di maternità, però molte arrivano tardi a pensare alla maternità e poi diventa una maternità impossibile. Cioè sembra che le donne sperimentano, fanno un sacco di cose, ma poi si ritrovano con un bisogno. Io credo che il 95% delle donne alla fine ha bisogno di diventare madre, ha proprio questo bisogno dentro. E questa è una società che non permette questo. Allora io credo che proprio vedo la sofferenza, vedo donne che da 10 anni non hanno rapporti con i loro mariti e dicono io cosa faccio, mi tengo sto uomo oppure cambio la mia vita? Mi è capitato anche questa settimana, ma lei dottore cosa mi consiglia, con questo uomo non funziona e io ho il limite biologico che sta arrivando perché ho già quasi 42 anni, cosa faccio? Aspetto ancora che sto uomo si svegli. Allora secondo me la dimensione della maternità, del prendersi cura è importante e specialmente in questo contesto italiano e direi proprio in questo contesto veneto, cioè la donna ha questa difficoltà di diventare madre e quindi io vorrei proprio lanciare questo messaggio, cioè che sembra tornare indietro, no? Dice, allora ma tu vuoi la donna madre, ma è la donna che lo chiede di poter diventare madre. Ma forse non è la società che rifiuta la donna madre, o la emargina nel momento in cui diventa donna madre, è la società che non è capace di integrare la donna madre in un rapporto paritetico maschio-femmina. Professore? No, però anche nelle indagini che si fanno con le nuove generazioni non è che ci sia un rifiuto. Professore, guardi, le deve essere caduto il microfono. Eccolo là, a casa non la sentono. Bravissimo. Non c'è un rifiuto, c'è la consapevolezza che accettare questa idea di mettere su famiglia, di fare figli, ha dei costi sociali che vengono ritenuti molto elevati e come dicevamo adesso, la società non è che ti aiuti, no. Non è che ti dia una mano per affrontarlo, no? Voglio dire, la Francia e altri paesi hanno fatto politiche di sostegno attive, ma è cominciato negli anni 70, noi balbettiamo ancora, quindi penso che questo sia un nodo molto, molto complicato da sciogliere, perché intanto fare queste scelte adesso con questi chiari di luna non è facile, insomma. Elisa Cortegiani. Io ci faccio un augurio dopo aver visto queste cose. Innanzitutto che la gioia dei piccoli possa essere condivisa sia dal maschio che dalla femmina, che questa gioia non sia più una gioia solamente femminile. L'altro augurio che ci faccio è di una società nella quale per sentirsi un uomo pienamente realizzato, per sentirsi una donna pienamente realizzata, non ci sia il bisogno di essere padre o il bisogno di essere madre, ma dove ci sia la scelta di esserlo. E quindi una società che ci metta in condizione di poter fare questa scelta, quindi una società che supporti le famiglie giovani, ma che d'altro canto rispetti chi decide invece di fare diversamente della propria vita. Avendo, a mio parere, qui esprimo un parere molto politico, è vero che siamo una popolazione sovrappopolata, per cui il mio contributo alla società sarebbe quello di supportare le famiglie, ma non di prediligere il supporto alle famiglie numerose, di prediligere il supporto al primo figlio o al secondo figlio, perché in un mondo sovrappopolato a me sembra che il welfare italiano sia più puntato al sostenere le famiglie numerose che a sostenere le famiglie, e invece forse a me piacerebbe più la prima delle due soluzioni. Che sia libero qualcuno di farne tanti, di figli qualcuno di non farne, ma non perché costretto dalla società, perché messo in condizioni di scegliere. Bene. Bene.
Ci fermiamo qui allora, grazie al professor Vincenzo Pace per essere stato qua con noi, docente di sociologia delle religioni qui all'Università di Padova, grazie al dottor Oscar Miotti, sessuologo e parte del direttivo dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, grazie alla dottoressa Elisa Corteggiani, biologa molecolare e responsabile scientifico dell'Unione Atei Agnostici e Razionalisti. Bene, grazie per essere stati con noi. Per i nostri telespettatori invece noi andiamo in pubblicità, però subito dopo parliamo del Mose. Parliamo del Mose e visto che abbiamo parlato di donne, ricordiamo che c'è un commissario e un provveditore a Venezia, sono due donne. A tra poco.